Ciao tifosi del Napoli, lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale, grazie. La mia vita è cambiata radicalmente. Ho sentito subito la grande responsabilità di essere padre. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di sperimentare una felicità così grande nella propria vita. Dopo il gol di Napoli-Bologna di qualche settimana fa, hai dedicato la festa a tuo figlio. Quanto ti ha cambiato il fatto di essere padre come calciatore? All'improvviso senti una motivazione in più. Inizi a lavorare ancora più duramente, perché sai che tutto ciò che fai è per tuo figlio. So che mio figlio vedrà tutto questo quando sarà grande, e questo mi rende così felice che è difficile esprimerlo a parole. Queste emozioni mi rendono più forte. Cerco di trasferirli sul campo, di dedicargli i miei gol, così che possa vederli da grande. Spero che in futuro diventi anche un calciatore. Qual è la cosa più importante che cercherai di insegnare a tuo figlio? Soprattutto vorrei insegnarti ad essere forte. La vita è piena di difficoltà, ma deve trovare un modo per superarle e rialzarsi sempre quando cade. Vorrei che superasse tutti gli ostacoli e fosse determinato di fronte a tutte le sfide che la vita gli pone. Non ho altri consigli specifici da dargli. Il mio percorso è stato piuttosto difficile e ho affrontato tutte le sfide con determinazione. Sono felice del percorso che ho intrapreso finora nella mia vita. Com'era la piccola Kvaratskhelia che sognava di giocare a calcio? Pensavi di poter raggiungere livelli così alti alla tua età e rappresentare la Georgia nelle competizioni internazionali? Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, ma all'inizio non sembrava reale. Quando andai a vedere la nazionale non avrei mai immaginato che un giorno sarei sceso in campo anch'io, con gli altri bambini a sostenermi sugli spalti. Ho imparato che tutto è possibile nella vita, purché si abbia la convinzione e il desiderio di fare di tutto per realizzarlo. I sogni diventano realtà. Kvika Kvaratskhelia ha realizzato il suo sogno di diventare un calciatore e giocare per il suo paese. Cosa significa per te poter rappresentare la Georgia? Voglio essere utile al mio paese. Considerando quello che faccio oggi, credo che stia aiutando la Georgia e la Georgia stia aiutando me. Sono immensamente orgoglioso di essere georgiano. Ringrazio Dio per essere nato in Georgia e per essere figlio di questo paese storico. Farò sempre del mio meglio per rendere orgoglioso il mio paese, qualunque cosa accada dopo. 2024 euro. Georgia-Portogallo. Un abbraccio dal tuo idolo Cristiano Ronaldo, poi 2 minuti di gioco e segni un gol importantissimo. Quanto è stato bello poter affrontare un giocatore che per te è stato un riferimento e segnare un gol così speciale. La partita contro il Portogallo agli Europei è stata la partita più importante per me. Giocavo contro il calciatore che seguo e idolatro fin da bambino. Prima della partita mi sono detto, questo è il mio momento e dovevo dimostrarlo in campo. Giocare contro il tuo idolo è una grande motivazione. È stato incredibile. È venuto da me e mi ha augurato buona fortuna. Ero estasiato e ancora più convinto che la Georgia avrebbe vinto. Quella sera ho dato il massimo e ho aiutato la mia squadra a raggiungere un risultato storico. Ora la Nations League, poi le qualificazioni al Mondiale 2026. Quanto ti piacerebbe giocare al prossimo Mondiale? In questi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare molto. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo le capacità e il carattere per trasformare questo sogno in realtà. Sei un giocatore completo, capace di segnare, fornire assist, dribblare e anche difendere se necessario. Su cosa stai lavorando per crescere ulteriormente? Ogni giocatore ha margini di miglioramento e io non faccio eccezione. Ciò può essere raggiunto attraverso la formazione e l'impegno. Senza specificare componenti specifici, dico che voglio migliorare tutti gli aspetti del mio gioco. La passione e la determinazione che dimostra sono palpabili in ogni azione, in ogni gesto o celebrazione. Cosa ti spinge a dare sempre il massimo quando sei in campo? L'amore per il calcio. Mi ha dato tutto. Mi sento libero quando entro in campo e mi sento felice con la palla tra i piedi. Ho la fortuna di poter fare ciò che amo, come voglio. Antonio Conte voleva fortemente che restassi al Napoli. In un processo di crescita, quanto ti aiuta la sua fiducia e quanto ti aiuta a migliorare sul campo in generale. Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi hanno detto che era un grande allenatore e sono felice di averlo potuto sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il vostro aiuto potrò raggiungere i risultati sperati, sia a livello di club che internazionale.
Vincere lo scudetto a Napoli lo ha aiutato anche a lottare per il premio The Best FIFA come miglior calciatore del 2023. Quanta soddisfazione hai provato nell'avere la possibilità di competere con i migliori al mondo? È stata una bellissima emozione essere nominato per questo premio. Questo mi ha dato più fiducia e motivazione per dimostrare che non era solo una coincidenza. Farò di tutto per tornare a quel livello e sono sicuro che lo farò. Sto lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo e credo fermamente che i miei sforzi saranno ripagati. I tifosi del Napoli vivono il calcio con grande passione. Un po' come i tifosi georgiani. Pensi che ci siano somiglianze tra le due persone? E forse proprio per questo sei riuscito a costruire un rapporto speciale con la città di Napoli? La cosa principale che i tifosi della Georgia e del Napoli hanno in comune è l'amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi ed è per questo che non ho avuto problemi ad ambientarmi a Napoli. Sono felice di essere supportato da questo club e dalla mia nazionale. Nei prossimi obiettivi: Kvaratskhelia, Haaland, Mbappé, Bellingham, Yamal, Vinicius. Possiamo dire che dopo la generazione Messi-Ronaldo il presente e il futuro del calcio sono in ottime mani? Questi nomi suggeriscono che il futuro del calcio è in buone mani, ma dobbiamo rispettare le leggende di questo sport come Messi e Ronaldo. Si stanno ancora esibendo e rendono felici molti fan con le loro esibizioni. Sono fortunato ad aver giocato contemporaneamente a loro e ad aver vissuto il calcio spettacolare che hanno regalato insieme ad altre leggende della loro generazione. Il prossimo sogno più grande di Khvika Kvaratskhelia? Sogno soprattutto di qualificarmi al mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore e partecipare alla Coppa del Mondo è il sogno di ogni georgiano. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla vostra strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro paese. Qual è la tua opinione, Napolitanos? Lascia il tuo commento sul video e iscriviti al canale, grazie.